Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'esperto di calciomercato Batman Napoletano. In questo video andremo a confrontare due giovani talenti, um, due giovani talenti emergenti a tutt'oggi, che sono Lamine Yamal, che è 18enne, 18 anni li ha compiuti a luglio, ma ora non ricordo precisamente che giorno di luglio, e Desiree 2 ha circa 22 anni. In questo video andremo a parlare di questi due giocatori, andrò a dire la mia e poi andrò ad elencarvi a partire dalla stagione 23-24 alla stagione 24-25. Non ho aggiunto la 25-26 perché è appena iniziata la stagione. Si doveva fare questa la serie, diciamo alcune serie dietro questa, l'andrò a riprendere oppure l'andrò a riproporre in estate. Vabbè, secondo me, passiamo al mio parere personale, secondo me ehm, Yamal, secondo me è molto maggiore a due a livello di statistiche, infatti in media diciamo Yamal fa 18 con la stagione, infatti in 2 stagioni ha fatto 18 con la testa, in totale sono 36 gol che Yamal fa in 2 stagioni, che sono grandi statistiche. Non per esempio di altri giocatori, però a 18 anni, 17-18 anni, fare 18 gol a stagione rispetto all'altro che nella stagione che non è molto continua a livello di gol rispetto agli assist, però vabbè, ma anche a livello di trofei vinti, secondo me. Lascia stare che questa stagione, la stagione precedente il PSG ha fatto il triplete, però secondo me ad avere 17 anni, vincere, arrivare in semifinale, in semifinale di Champions, arrivare a vincere l'Europea a meno di 17 anni, a 16 anni, um, fa- fare una valanga di gol, fare molte buone prestazioni, diversi assist. È sorprendente, sono statistiche mostruose, quelle di Yamal. Alcuni, se vi ricordate, nel corso della scorsa stagione, dicevano che aveva fatto uso di sostanze e che però con la fasciatura alla mano non poteva fare eh, le visite antidoping, quindi secondo alcuni aveva fatto uso di sostanze, però secondo me no, perché ci stanno i giocatori che possono fare bene a quell'età. Vabbè, passiamo alle statistiche. Allora, partiamo da 2. 2 nella stagione 23-24 fa in totale circa 31 partite, 31-32 partite, facendo 4 gol e 2 assist. Ecco quello che vi dico. E nella stagione 24-25 va a fare 16 gol. E invece, se andiamo a vedere le stagioni di Yamal, nelle queste 2 stagioni di Yamal, Yamal va a fare 18 gol nella stagione 23-24 in 55 partite e 4 assist. Invece nella stagione appena finita, appena conclusa, 24-25, a fare 18 gol totale in questi 2 anni fa 36 gol. Quindi questo ci fa capire che a livello, ovviamente non mi attaccherò ai gol, agli assist, perché sapete come sono. Io guardo le statistiche, certo, dove sta facendo bene, sta facendo molto bene, ma già a partire da verso la fine della stagione 23-24
ha iniziato a sorprendere un poco, però poi nella stagione 24-25 ha iniziato a proprio a esplodere, a farsi conoscere molto di più. Io a prescindere da tutto lo conoscevo già e tutto, però non era molto conosciuto rispetto, a come è stato quest'anno, oppure come sta facendo in questa stagione appena iniziata. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, lasciate un bel like, iscrivetevi tutti al canale e lasciate un commento facendomi sapere che ne pensate di questa serie e di questo video soprattutto.